finalmente dopo questa estenuante attesa lunga 10 anni è arrivato il verdetto. Le colline di Conegliano e Valdobbiadene sono patrimonio dell'umanità UNESCO e qui sotto la loggia del municipio di Piazza Marconi la festa può cominciare. Sì, finalmente una lunga attesa, ma un'attesa di lavoro, perché in tutti questi anni non si è mai interrotto l'impegno anche da parte delle amministrazioni nel coinvolgere le proprie comunità, nel prendersi gli impegni attraverso regolamenti, insomma, e soprattutto nel cercare di far capire il significato di questa candidatura, e credo che oggi che abbiamo ottenuto questo riconoscimento possiamo dirlo veramente serenamente tutti quanti. Da domani mattina si inizierà a lavorare con un impegno rinnovato non solo per diciamo, meritarci questo riconoscimento, ma soprattutto per far sì che tutto il lavoro che è stato fatto anche dai nostri antenati, che ha insomma, permesso il riconoscimento a livello mondiale del fatto che viviamo all'interno di un patrimonio, ecco, questa consapevolezza ci deve rendere orgogliosi del paese in cui viviamo, per continuare a lavorare per le future generazioni, affinché anche i nostri figli, anche chi verrà dopo di noi, possa godere non solo di queste bellezze, di questo patrimonio, ma soprattutto di una realtà sostenibile che fa crescere le nostre comunità.